Ciao amici di GD Ferro Team, ci troviamo a Montecchio Maggiore all'interno del castello di Giulietta Romeo. Siamo qui per una selezione di Miss Reginetta d'Italia. Nel contesto del concorso, guardate qui chi c'è, Maria Palombo. Buongiorno, ciao a tutti. Allora Maria è arrivata terza in un contest che avevamo fatto quest'inverno causa Covid, un gioco contest dove è arrivata terza e ha vinto un bouquet di fiori che adesso gli diamo. Tieni Maria. Grazie. Grazie a te per aver partecipato. Allora, cosa ci racconti? Oggi partecipo ad un'altra selezione di un concorso live finalmente, perché siamo stati online fino a poco tempo fa e ne ho già fatto uno la scorsa domenica a Eraclea, sono arrivata terza anche lì e oggi ritentiamo con Miss Reginetta Over ai castelli di Romeo e Giulietta Montecchio Maggiore. Prossime? Oltre a questo? Abbiamo una carissima amica che è Roberta Le Particulier di Vicenza, ecco, che ha in serbo diverse sfilate. La prossima sarà il 2 giugno a Pordenone, in provincia di Pordenone, e ne farà diverse quest'estate, quindi faremo anche questa. Sarò già in finale regionale per Miss Reginetta Over, perché ho già avuto l'accesso e poi si vedrà, insomma. Va bene Maria, intanto ti ringraziamo, adesso andiamo a vedere a voi. La sfilata. Grazie. Ciao. Ciao. Pomeriggio a tutti, sono Irene Plemic e siamo finalmente pronti per questa settima tappa qui in Veneto di Miss Reginetta d'Italia e Miss Reginetta d'Italia Over. Abbiamo appena visto la presentazione delle nostre Miss e Miss Over, quindi chiedo al nostro fantastico pubblico di fare un forte applauso alle nostre ragazze. Sono qui pronte e super agguerrite per aggiudicarsi il titolo di Miss Reginetta per questa settima tappa qui in Veneto. Ora direi che possiamo iniziare, facciamo un applauso alle nostre Miss che si preparano e diamo inizio subito al nostro concorso.
pronti per andare a scoprire le vincitrici di questa settima tappa. Chiedo alle nostre miss, che saranno le prime a scoprire il verdetto, di posizionarsi, quindi facciamo loro un applauso e ce le rivediamo. Andiamo subito a scoprire le vincitrici di oggi. Allora, mio caro pubblico, dovete sapere che per le votazioni ci sono stati degli ex aequo anche questa volta, e infatti non ci saranno le prime 3 classificate, bensì ci saranno 3 di voi ragazze che hanno ricevuto lo stesso punteggio, per cui stasera avremo 3 prime classificate e quindi 3 reginette. Quindi andiamo subito a scoprire quale sarà la prima tra le prime classificate di oggi e chiamiamo il nostro Romeo Orsi. Alessia Alberti, premiata dal nostro Romeo Orsi ed è incoronata dal nostro Alessio Leis, un personaggio molto prezioso oggi che ci ha aiutato in tutto lo staff, quindi facciamo un forte applauso. Il nostro Alessio si può incoronare la nostra prima classificata. Andiamo ad incoronare la nostra prima classificata, Alessia Alberti, e una foto di rito anche per voi. Un forte applauso ad Alessia! Chiamiamo il nostro presidente di giuria Gianluca Pannullo e nuovamente il nostro Alessio Leis per andare ad incoronare la nostra ulteriore prima classificata. Vince anche lei il primo posto, la miss che porta il numero 7, Nicole Reato. Procediamo con l'incoronazione del nostro Alessio Leis. Ora complimenti alla nostra Nicole Reato. La nostra Leis è resa possibile andando avanti visto le accompagnato dal figlio Alessio Leis, andremo a scoprire l'ultima vincitrice, quindi l'ultima prima classificata tra le nostre miss. Vince questo titolo miss che porta il numero 10, Giulia Pizzolato. Giulia, un altro forte applauso alle nostre classificate. È Claudia Cavaliere, Marta Tagliaferro,
l'applauso del pubblico, questo è tutto per voi e grazie ancora ragazzi, grazie a tutti e a tutti. Andiamo però adesso a conoscere le vincitrici tra le nostre Miss Over categoria Junior. Accogliamole con un forte applauso. Ed eccole qua, abbiamo soltanto 3 della nostra categoria Junior, Paola, Cinzia e Dimitria. Una bella foto di rito anche per voi e un altro forte applauso alla nostra Paola. Irina Dumitroiu. La categoria delle nostre Miss Over Lady. Maria Burgio. Gloria Rosa. Rossella Pudina. Maria Paolo. Simona Riccardi. Michela Calzone con il numero 27. Un forte applauso a tutte voi e grazie di aver partecipato, grazie mille. Adesso vi concedo. Complimenti ancora a tutti, un altro forte applauso. Chiamiamo ora le nostre Miss Over categoria Senior. Madrilena Mastignani.
Manuela Collegari. E la Lotto! E grazie alla Scortegaglia! Un forte applauso a tutte le nostre Miss Over categoria 6 che hanno partecipato a questa fantastica tappa. Ringraziamo